Si conclude il 2022, un bilancio positivo, ma già si guarda con ottimismo alle nuove iscrizioni che inizieranno il prossimo 9 gennaio. Sì, concludiamo questo anno 2022 dopo il rientro in presenza di tutte le attività didattiche e quindi questo rapporto sempre continuo e costante con i nostri alunni. Dal giorno 9 di gennaio inizieranno l'iscrizione per il futuro anno scolastico e devo dire che già abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo delle famiglie perché dico, anche se le iscrizioni perfezioneranno l'iscrizione a partire dal 9 di gennaio, però già abbiamo avuto contezza che diversi alunni proseguiranno il cammino, il percorso curriculare con la nostra scuola e di questo siamo onorati anche perché offriamo un'offerta formativa altamente qualificata e variegata. L'anno prossimo per esempio c'è un progetto Impariamo a pedalare con l'associazione AC Racing, c'è un progetto anche con il gruppo folcloristico Valdagras, quindi abbiamo tutta una serie di iniziative da dare ai nostri alunni e in questo, ripeto, c'è la consapevolezza di cercare di dare loro la migliore offerta formativa. C'è anche la segreteria aperta, anche tutti i pomeriggi, per chi vuole un po' una consulenza diretta. Sì, per quanto riguarda gli uffici segreteria, chiaramente negli orari mattutini sempre aperti da lunedì a venerdì, poi mentre abbiamo stabilito che per tutto il mese di gennaio, nelle giornate di martedì, la segreteria, l'ufficio segreteria saranno a completa disposizione per quanti dei genitori avessero delle difficoltà in quanto privi di strumentazione informatica proprio in vista delle I iscrizioni. plessi sono 9 preside dell'Istituto Rita Sì. Levi Montalcini, sparsi un po' in tutta la zona di Agrigento Bassa. Sì, abbiamo diversi pressi, come diceva lei, sono 10 a questo punto perché abbiamo anche l'oratorio San Francesco dove sono ubicate alcune classi della scuola primaria del Plesso Montessori a San Leone, però questa complessità dell'istituto, ripeto, è un momento anche di crescita stessa per l'istituto perché c'è un momento di unione tra tutti questi plessi, specialmente quando ci sono le manifestazioni che, visto che ormai si possono fare in presenza, ecco, ci ha visto partecipe a tutta una serie di attività e questo, dico, di questo siamo veramente orgogliosi e fieri. In ultimo vorrei dire che abbiamo stabilito, abbiamo diciamo, avuto un rapporto con dei enti formatori e certificatori per quanto riguarda la lingua inglese, quindi a breve, all'inizio dell'anno prossimo, 2023, partiranno questi corsi per i nostri alunni per ricevere le certificazioni linguistiche.